Festeggiati a Tolle di Porto Tolle, mercoledì pomeriggio, la festa per i 25 anni di attività dell'agriturismo La Fraterna. Presenti tanti amici e familiari, ma anche tante autorità del territorio, come il presidente del parco Moreno Gasparini, il vice sindaco e assessore all'agricoltura Silvana Mantovani, gli assessori Raffaele Crepaldi, Tania Bertaggia e Federico Vendemiatti, e per la Coldiretti è presente il presidente Carlo Salvan. È stata anche l'occasione per presentare Alice, la figlia di Mauro, che ha raccolto le redini di questo agriturismo già nel 2022. Ascoltiamo un po' di interventi, augurando naturalmente alla famiglia Girello altri 25 anni di successo. 1998, il giorno in cui siamo partiti, dico un aneddoto, non so se l'ho mai detto in pubblico, però a tante persone l'ho raccontata questa cosa. Il giorno di Pasqua, avevamo proprio il giorno che abbiamo iniziato a lavorare, e Consorzio lo cito dopo, il giorno che abbiamo iniziato a lavorare, col ristorante pieno, abbiamo lavorato il pomeriggio, la domenica sera, il lunedì a pranzo, il lunedì sera. Il lunedì sera stravolti, la tensione, il lavoro nuovo, la paura di sbagliare, tutto quello, l'agricolo che va a fare il cameriere, che va a fare il... Siamo andati sola, a Righi ha detto, siamo andati sola a mia e la Pinuccia, e tutti i soldi che non c'è fatto, e io era lì, e io non stirare sul letto. La Pinuccia arriva. La Pinuccia, ma dove sei staffia? Ma cosa è successo? Invece che fare la giornata di ringraziamento solo a novembre, per tutte le cose che Coldiretti fa, dovremmo farla più spesso, in ogni occasione utile. Ecco, questo penso sia proprio una occasione utile di una piccola, grande giornata di ringraziamento che voi fate a tutti coloro che vi hanno supportato in questo percorso e che noi facciamo a voi per averci creduto e per darci questa testimonianza assolutamente importante e fondamentale, perché fare agricoltura oggi, e lo dico in primis da collega, prima ancora che da presidente di Coldiretti, non è sicuramente facile, perché le sfide nel corso degli ultimi 2 decenni, le avete viste anche voi, sono aumentate, non sono sicuramente diminuite. Però voi avete avuto la visione, il coraggio, l'intraprendenza di fare qualcosa che magari qualcun altro non faceva o che ancora oggi troppo pochi fanno e colgono come opportunità. Ci avete creduto e avete tagliato un traguardo fondamentale, un traguardo che diventa punto di ripartenza con la nuova generazione. Anche questo un plauso, perché troppe volte vediamo le aziende che quando tra virgolette il vecchio finisce si ferma o affittano l'azienda. Voi avete avuto anche qui la visione e il coraggio di passare il testimone, di poter guardare ancora lontano e dando spazio a quello che è una inventiva, una capacità, una professionalità maturata in questo, nel tempo da parte di Alice, che metterà del suo. Preparati, perché anch'io facevo le mie litigate con il mio caro papà quando era ora di decidere in azienda, però dopo sono quelle litigate che ti rimangono nel cuore e che ti fanno crescere, ti fanno diventare grande. Quindi dico anche ad Alice, visto che io e tuo papà abbiamo condiviso purtroppo la perdita prematura rispettivamente di ciascuno papà, tientelo stretto, perché sarà un compagno di viaggio assolutamente fondamentale. Alcune cose volevo dirle io, le ha già dette lui, cioè, mi ha preparato alcune cose da dire, ma le ha dette lui, e volevo precisare che le mina vera che le mina fatica, le fatica, cioè, no, nel senso sì, un lavoro di passione, e lo facciamo perché siamo appassionati, perché questo è un piccolo impero che assolutamente non andava spento, non andava lasciato andare, funziona bene, benissimo, però Clemina fatica, Clemina vera, ne fatica sotto tanti aspetti, anche sotto tanti aspetti, vabbè, stamina qua a elencarli, però al mattino penso, quando mi sveglio, Clemina fatica, cioè mi immagino a me giornata con chissà cosa succederà un po', però sono contenta, c'è magari una nuova sfida, una nuova cosa da imparare, una nuova, e quindi quando vado a letto la sera
stanca, sicuramente è successo qualcosa anche che non è andato bene, altre volte è successo qualcosa che è andato bene, quindi sono orgogliosa. Al mattino quando mi sveglio penso mai no, vado ad andare là, vado a fare questo, vado a fare quell'altro, quindi alla sera penso, anche se sono distrutta, so che è una roba che fa volentieri, cioè che a che mai detto che sono contenta di fare le fatica a far sfatica, ti vedi